nuovo vlog. Davvero? Davvero? Un nuovo vlog? Certo, mommy. Sì. Davvero. Tu hai mangiato la pappa? Va bene. Mommy? Sei tu quello, sì. Sì. Ma sei bello, sei bello, va. Mommy? Ah, c'hai un prurito a questa ciccia, a questa ciccetta qui. Ah, no, là c'è l'orologio. Ah, ti ho fregato. Pepe? Miau, miau, miau. Chissà cosa ho detto. Va bene. E Pippo? Ciao, Kitty. Ciao. Senti il profumo di pollo? Oggi traffico un po' in cucina. Qua c'è il pollo che ho lasciato marinare con un po' un misto di salse e spezie. Questo pollo qua secondo me sarebbe perfetto con il basmati, accompagnato dal basmati. Sarebbe veramente perfetto. Pepe? Ma davvero? Ah! In realtà io vorrei passarlo un po', farlo andare col pangrattato. Non so se faccio un castrone se ci metto il pangrattato adesso, perché comunque ha fatto anche un po' di salsina, non lo so. Comunque pollo e poi si vedrà. Devo dire che ne ho assaggiato un pezzettino ed è molto buono marinato così. Ci ho messo tutte le mie salse varie ed eventuali che ho in frigo e è davvero buono. Ho messo il pangrattato alla fine. Oh. Aiuto! È morbidissimo, buono, molto buono, perché in congelatore avevo tanto pollo, petto di pollo, ma sapete che anche in congelatore bene o male poi, cioè non dura per sempre, si rovina anche in congelatore il pollo, e quindi per evitare tutto ciò ed evitare di buttare roba ho tirato fuori quasi tutti i petti di pollo che avevo e li ho scongelati con microonde, quindi tanta pazienza perché la funzione scongelamento, siccome era un peso abbastanza importante, ci ho messo un po', ho lasciato scongelare, poi ho tagliato tutto a striscioline, più o meno striscioline, cubettini, insomma un po' a caso, a pezzetti e via. E questo è quanto. Buono, molto buono. Basta, ho cotto anche delle patate, ho fatto patate lesse e così ce le avremo per domani. Fuori piove, oggi non sono andata a passeggiare perché sapevo sarebbe stato così il tempo, quindi mi sono detta chi me lo fa fare ad uscire e quindi sono rimasta qua in relax e poi adesso ho preparato qualcosina. Non so Franz a che ora tornerà a casa. Intanto la pappa è pronta. Certo che riscaldata quella roba non è buona come appena fatta, però almeno qualcosa c'è di pronto. E adesso sistemo la cucina e poi relax di nuovo. E sono a passeggio. Non so se questo sia un nuovo vlog, credo proprio di sì. Comunque, solita strada, solito percorso ciclabile e basta. Niente di nuovo oggi, ma è tutto velato il cielo. Poi ci sono anche delle nuvolette. Io ho steso la biancheria, ma sinceramente è abbastanza fresco fuori, quindi non credo, forse avrei fatto meglio a stenderla in casa, si sarebbe asciugata con più probabilità. Vabbè, comunque ho steso di fuori, almeno un po' d'aria la prende, poi tra un po', forse 2 orette, arriverà il sole anche là in Poggiolo, quindi forse si asciugherà qualcosa, se rimarrà sole. Il meteo. Un capriolo. Non riesco, cioè è già andato su nel bosco, era qua davanti. Un po' in ritardo però, Vabbè, si vede che stava bene, non c'è passaggio di gente.
e non c'è nessuno. Che carino, è passato su qui, quindi è qua sopra da qualche parte adesso, chissà dov'è adesso, chissà quanto lontano è già. Vabbè, quindi questo è il mio percorso di quest'oggi. Ho fatto tutto un giro del globo per arrivare qui sulla ciclabile, perché sopra casa stanno lavorando. Ho fatto un po' il giro di Borca, anche se non mi piace tanto andare in giro per le case, ma vabbè, l'ho fatto lo stesso, se no non sarei uscita. A casa sembra che sia scoppiata una bomba in camera, ho tutto per aria perché andremo via e quindi ho già iniziato a tirar fuori quello che serve, a preparare. Inizio già oggi a preparare il trolley, perché se no mi ritrovo all'ultimo. Va bene che sono comunque a casa, quindi tempo ne ho, però alla fine ho detto, visto che posso, faccio in anticipo, così sono tranquilla e non devo fare le corse. Guardate i fiorellini, che bello. Qua c'è anche il ribes. Ah, però ci vuole un po' prima che maturi. Qua lungo la ciclabile c'è ancora l'erba altissima. Di qua no, vabbè, ma perché è privato, quindi hanno tagliato. Di là c'è ancora l'erba altissima ovunque. Ho dato una pulita alla macchina, dentro e fuori, ma proprio alla veloce. Questa si è asciugata, sì. Qui ho tutta la roba stesa, ma devo dire che è solo un po' umida. Dai, con l'aria che fa riesce anche ad asciugare, anche perché adesso non c'è così freddo. Cioè, si è alzata la temperatura rispetto a stamattina, assolutamente sì. È tutto nuvoloso, ma ci sta bene. Non so se Franza oggi mangerà qua a casa, io quasi quasi. Prima mi darei una lavata perché ho sudato fuori misura oggi. Poi il tutto in un tempo abbastanza breve. Adesso mangio, poi mi do una lavata, poi quasi quasi gli preparo dei tramezzini che sono veloci da mangiare, zac tac si mangiano e via, perché dobbiamo andare via, quindi deve essere tutto fatto in modo molto veloce a quanto pare. Sì, oggi sì, per le 3 dovremo partire. Allora, mi sono scaldata un po' di latte, nuova giornata. Non ve l'ho detto nei precedenti video, ma sì, vi ho detto che andremo via io e Franz, ma andremo via una settimana. E finalmente riusciamo a fare delle ferie insieme. Cioè, wow. A parte quelle che avevamo fatto all'anno scorso a ottobre, ecco, noi non riuscivamo mai, avendo lo stesso lavoro, non riuscivamo mai, cioè lavorando nello stesso posto, non riuscivamo mai a combinare insieme le ferie. Cioè, si riusciva, ma era poi un casino per noi quando rientravamo al lavoro. E quindi abbiamo sempre cercato di evitare di stare via insieme. Cosa ho fatto fino adesso? Niente. No, ho fatto andare la lavatrice che tra un po' finirà. Stenderò di fuori perché oggi c'è un vento. Venite con me. Breve pausa per guardare un gattino nella cussa, tutto pallottolato nella... No, pallottolato no, però tutto comodo nella cussa, questo gattone, questo gattaccio. Vero? Guarda che carino che sei. Dicevo, oggi c'è un po' di vento. Ci sono delle raffiche molto forti, non in questo momento, ma ci sono delle raffiche parecchio forti e ho deciso di non andare a camminare, anche se vi dirò che si sta bene fuori, non è un vento gelido, non è caldissimo ma non è neanche gelido, quindi si sta abbastanza bene fuori. Ecco. Insomma, oggi va così e quindi niente, guardate l'erba, che gioco che fa, che bello. Tipo il mare con le onde, è solo che questa è l'erba. No, fa freddo. Ritiro quello che ho detto. Peppe, vieni. Peppe, dai. Peppe, dai. Bravo. Ah, Pippi voleva uscire. No, Micio. Vuoi uscire un po'? Peppe, puoi riuscire. Facciamo uscire anche il gattino. Gattino.
Ma secondo me lui col vento non ha tanta intenzione di uscire. Infatti annusa l'aria, ma e torna indietro. Dai Pipo, niente, è tornato indietro. Troppo vento, perché a lui non piace, come me. Non gli piace. Ah, boh, sta centrifugando la lavastoviglie, la lavatrice. Comunque sono in modalità preparativi per il mare, perché andremo via e staremo via una settimana, sempre a Jesolo. Vabbè, forse per gli stessi soldi saremmo potuti andare da un'altra parte, sì. Però in questa casa è stata una decisione mia per essere più vicini a casa, per questioni nostre. Sapete che Jesolo per noi è un po' una seconda casa, ci troviamo molto bene, non abbiamo mai avuto problemi, per cui anche se ultimamente ci sono baby gang, cose, stanno succedendo un po' di casini anche lì, però noi ci siamo sempre trovati bene. Sono in modalità preparazione cose per il mare perché andremo in appartamento e quindi serve più roba. Partiremo dopo domani e a fine giugno barra primi di luglio, ma teoricamente fine giugno, forse anche prima di fine giugno, arriverà una novità, non riguarda la casa, non riguarda me, non riguarda, sì, non sono incinta, ecco quello intendevo, non riguarda il lavoro. Ho mal di testa, non ho preso niente di medicine per il momento, me lo sto tenendo, riesco a stare, è abbastanza pesante, però riesco a stare ancora. E ma è un mal di testa che mi è venuto fuori per colpa del vento, quindi anche non è detto che prendendo medicine mi passi. E quindi, siccome non devo andare a lavorare, non devo fare niente di così impegnativo, posso tenermelo, insomma, non è un problema. Non è così invalidante oggi. Ieri sera sì, mamma mia, ieri sera ero in condizioni, non riuscivo neanche a stare in piedi dal mal di testa che avevo. Infatti, prima di andare a dormire, l'occhi proprio d'obbligo perché sennò non sarei neanche riuscita a dormire. Quindi oggi, visto che non uscirò a passeggiare, mi dedicherò a preparare le cose per il mare. Anche se è da qualche giorno che ci sto dietro, perché comunque c'hai tante cose da ricordarti e da preparare. E quando vai in hotel sai che hai il letto già fatto, la biancheria del bagno c'è già, e quindi la colazione ce l'hai già, il resto no, perché dipende da che prenotazione fai, però. E invece quando vai in appartamento hai molte più cose da prendere. E quindi sto un attimo cercando di capire come organizzarmi. E infatti ho lavato gli asciugamani perché 2 mi servono. Vorrei fare il cambio lenzuola, anche quello, che così poi ci dormiamo, se lo faccio oggi, ci dormiamo 2 notti e poi quando torneremo saranno più o meno pulite, quindi purtroppo il giorno stesso della partenza non riesco a fare tutte queste cose, è impossibile. Anche perché ho in mente altre cose da fare, quindi mi devo organizzare in questi 2 giorni prima della partenza. E niente, quindi mi sa che oggi la giornata passerà così a cercare di organizzare un po' tutto. Wally! Belli! Che carini!